Padre, figlio e moglie di quest'ultimo, residenti nell'Interland udinese, sono finiti in carcere. Avevano rubato a un cittadino sloveno 1 milione di euro. Lui poi si è rifatto derubandoli a sua volta e rendendosi poi irreperibile. Spacciavano cocaina e dopo un'attenta attività investigativa coordinata da Carabinieri e Procura di Udine, marito e moglie, entrambi di Maiano, sono finiti in carcere, documentate almeno 130 cessioni di droga. Prorogata fino a domani l'allerta meteo della Protezione Civile. Nel weekend è previsto un calo importante delle temperature con il termometro che scenderà sotto i 10 gradi e sabato anche la primissima neve. Bufera su Pordenone legge dopo le parole del sindaco Ciriani. Inaugurazione scadente che mi ha disgustato, primo cittadino dell'uso dei contenuti, ma il pubblico promuove la manifestazione culturale. 10 giornate di squalifica a un calciatore del Sevegliano che aveva insultato un arbitro donna. Il presidente regionale della Federcalcio lancia un appello. Basta con questa barbarie della violenza verbale. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. Sottraggono a un cittadino sloveno, grazie a un raggiro, 1 milione di euro, ma vengono a loro volta sequestrati e derubati dell'ingente somma da un connazionale della loro vittima. È accaduto nei mesi scorsi tra la nostra regione e la Slovenia. Spilano ad un cittadino sloveno 1 milione di euro, ma a loro volta vengono derubati. In 3 finiscono in manette. Padre e il figlio con la moglie, tutti residenti nell'Interland udinese, sul finire dello scorso anno erano riusciti a raggirare e a sottrarre l'ingente somma ad un cittadino sloveno, ma poco dopo avevano subito un furto. I fatti accaduti avevano innescato una serie di altri gravi reati commessi tra Italia e Slovenia. L'attività investigativa ha consentito agli agenti della squadra mobile della questura di Udine di identificare gli autori del primo reato, qualificato dalle autorità giudiziarie come furto aggravato in danno del cittadino sloveno, e acquisire elementi certi per le ulteriori ipotesi di reato di sequestro di persona, lesioni e minacce nei confronti di un altro cittadino sloveno, da loro ritenuto responsabile della seconda sottrazione dell'ingente somma di denaro. Il Tribunale, su richiesta della Procura, ha emesso 4 ordinanze di esecuzione di misure cautelare personale nei confronti di 3 cittadini italiani e del cittadino sloveno. Per padre e figlio si sono aperte le porte del carcere, mentre la donna, moglie del più giovane, è agli arresti domiciliari e invece è tuttora irreperibile sul territorio nazionale il cittadino sloveno. Marito e moglie, entrambi di Maiano, sono finiti in carcere per spaccio di cocaina, documentate oltre 130 cessioni di droga per una renta di 10.000 euro. Spacciavano droga e negli ultimi anni, cedendo almeno 130 dosi di cocaina, hanno intrattenuto un valore d'affari di 10.000 euro. Marito e moglie, entrambi 55 anni di Maiano, sono però finiti in manette. L'ordinanza cautelare messa dal GIP è scaturita da un'attività investigativa d'intesa tra i Carabinieri e la Procura di Udine. Il 14 giugno, inoltre, i 2 coniugi erano stati arrestati in flagranza quando i Carabinieri, durante una perquisizione, avevano rinvenuto nella loro abitazione 12 grammi di cocaina e 3.710 euro, supposto provento della vendita dello stupefacente. Sempre i militari della sezione operativa di Udine hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne residente a San Daniele del Friuli. Il giovane è stato controllato ieri nei pressi della stazione degli autobus di Udine e trovato in possesso di una dozzina di dosi di hashish già preconfezionate e pronte alla vendita, di uno spinello e di altro hashish non ancora frazionato. Altro stupefacente è stato anche rinvenuto nella sua abitazione. E 13 persone sono finite nel mirino delle squadre mobili di Trieste e Udine per una serie di furti in appartamento. 2 persone arrestate, 8 soggetti indagati e altri 3 sottoposti a perquisizione. La squadra mobile della questura di Trieste ha eseguito una complessa operazione nei confronti di alcuni soggetti esperti nei furti negli appartamenti. Le indagini, coordinate dal PM Chiara De Grassi, hanno coinvolto anche la squadra mobile di Udine, con cui c'è la massima collaborazione da sempre. Tutto è partito dal furto compiuto in una villa sul Carso triestino, dove 2 trentenni sono stati intercettati. Dalle indagini è emerso che uno dei 2 era in affari con un altro soggetto italiano classe 71. Intercettazioni e appostamenti hanno consentito di ricostruire un'attività frenetica fatta di appostamenti, controlli e poi furti con tanto di narcotici e l'uso di violenza se strettamente necessario. La squadra mobile di Udine ha poi provveduto a perquisire 11 persone coinvolte a vario titolo, solamente 3 di queste al momento risultano non indagate, ma potrebbero esserci sviluppi a breve. Il GIP, davanti alla ricostruzione degli agenti, ha emesso 2 mandati di arresto a carico di 2 uomini residenti a Trieste,
Uno dei due trentenni è il classe 1971. Nel weekend è previsto un calo importante delle temperature con le stesse che scenderanno anche sotto i 10 gradi in pianura e in montagna, e sabato arriverà anche la primissima neve. Il generale inverno busserà alle porte già questo weekend, dopo un'estate torrida con il record negativo di piogge. L'autunno, che ufficialmente inizierà il 23 settembre, arriverà in anticipo già con le sue temperature questo fine settimana. Andando in ordine di tempo, oggi sono previsti rovesci e temporali, in particolare in serate nella zona orientale della regione, con tanto di allerta meteo. Domani le piogge saranno abbondanti e interesseranno tutto il Friuli Venezia Giulia, come conferma ARPA Osmer, e le temperature arriveranno a una massima di 24 gradi e una minima di 16 gradi in pianura, qualcosa in più sulla costa. Sabato sarà però la vera giornata di rottura, con la colonnina che scenderà fino a 10 gradi di minima e 18 di massima. Cielo coperto con vento da nord-est sostenuto, al mattino piogge moderate e neve oltre 2000 metri circa. Miglioramento dal pomeriggio sera, con temperature che però scenderanno ulteriormente rispetto al mattino. Domenica andrà un pochino meglio perché non ci sarà più vento, con le temperature minime basse per la stagione in pianura e sulla zona montana, e che tali rimarranno per vari giorni in seguito. Per dare un riferimento, sempre ARPA Osmer parla di 7 gradi in pianura e 13 sulla costa. Per alcuni, quindi, è già tornato il tempo di passare dal lenzuolo alla coperta o addirittura il piumone, però quello leggero. E in seguito alle ultime previsioni meteorologiche, la Protezione Civile regionale ha prorogato fino alla mezzanotte di domani l'allerta gialla diramata ieri. Sulla costa e la pianura è infatti previsto l'arrivo di temporali forti con piogge abbondanti. A causare le precipitazioni saranno le correnti occidentali fredde, che in quota interagiranno con l'aria più calda e umida presente nei bassi strati. Questa situazione favorirà l'instabilità atmosferica. Sabato invece affluirà aria più fredda e stabile da nord-est. Considerate le possibili criticità che potrebbe subire la rete idrografica e di drenaggio urbano, dunque la Protezione Civile regionale ha prorogato lo stato di allerta. Per la seconda volta in pochi giorni il centro storico di Trieste si è riempito di acqua piovana in seguito al violento temporale che si è abbattuto tra le 11 e le 11:30 di questa mattina. Diverse le strade allagate dopo pochi minuti di pioggia e numerosi disagi al traffico veicolare. In breve tempo la precipitazione, accompagnata anche da Borino, ha reso impraticabili per circa un'ora e mezza viale Miramare e il cavalcavia di Barcola, costringendo il comune a imporre alcune deviazioni per gli automobilisti. Una quarantina gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco per risolvere i problemi creati dal nubifragio e per rimuovere alberi e rami che erano caduti a terra. La montagna pordenonese è sempre più isolata. Ad aggiungersi al problema della carenza dei medici di base, ora c'è anche la chiusura delle farmacie. Montagna pordenonese sempre più isolata, e come se non bastasse la carenza di medici di medicina generale, si aggiunge ora un altro problema e riguarda quello delle farmacie. Siamo di fronte alla situazione che è quella della chiusura prossima della farmacia di Clausetto, e va via il farmacista e c'è la difficoltà a trovare un sostituto, ma è una situazione che non riguarda solo Clausetto, perché riguarda in realtà tutta la montagna, e per montagna intendo quelli che sono i veri comuni di montagna, 10 sul territorio dell'ex provincia di Pordenone, da Erto fino a Vito d'Asio, con un'ulteriore chiusura ventilata da qui alla fine dell'anno. Rischiamo di ridurci su quel territorio con 2 sole farmacie gestite, quindi non so se rendo l'idea. Che fare quindi? Le mosse purtroppo sono poche, siamo in strettissimo contatto sia con gli uffici regionali che con quelli dell'azienda sanitaria qui di Pordenone. È necessario che qui intervenga la politica. Una volta tanto la politica guardi a quelle che sono le situazioni vere di bisogno dei cittadini. Le adunate degli alpini del prossimo anno si stanno già organizzando per individuare spazi, ne sono stati trovati per 900 posti. Vediamo. L'ANA Udinese, le sezioni consorelle e i vari gruppi sparsi sul territorio friulano sono in pieno movimento in vista della Adunata Nazionale del prossimo anno. Gli organizzatori si stanno muovendo e pianificando gli spazi per la calata di penne nere che invaderanno il capoluogo friulano nel maggio 2023. Come nel caso del gruppo di Udine Sud e degli amici del gruppo di Percotto, che hanno già, per così dire, disegnato il perimetro entro il quale ben 900 alpini troveranno ospitalità. Abbiamo 2 parrocchie in zona,
la parrocchia San Pio X e la parrocchia del Cristo, dove il gruppo Alpini Unisud col gruppo Alpini di Percoto abbiamo sistemato per il momento 900 persone. Chi fa richiesta deve darci i metri, le tende quanto sono grandi, spaziose, per poter poi mettere nel campo sportivo e in altri posti il loro posto di attendamento per poter dare posto anche agli altri. Nasce a Udine la prima biobanca del polo scientifico, consentirà di migliorare diagnosi e terapia delle malattie con lo scopo di raggiungere la medicina di precisione personalizzata. Nasce a Udine la prima biobanca in rete del polo udinese grazie alla collaborazione tra Università di Udine, Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale e CRO di Aviano. Una risorsa fondamentale per la ricerca in ambito medico e biologico che garantisce il rispetto della privacy dei donatori dei campioni biologici. Una biobanca è fondamentalmente un ente o una parte di un ente che ha la finalità di raccogliere, conservare, organizzare in maniera etica e garantendo gli interessi di tutti gli atteri coinvolti, in modo tale che poi sia più facile trasferire i risultati delle ricerche alla poi applicazione pratica. Di biobanca si parlerà nel convegno aperto al pubblico organizzato dal Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine il 20 settembre nell'aula seminari di Piazzale Colbe. Tutte le persone, i cittadini che sono interessati a capire meglio cosa vuol dire biobanca, qual è l'importanza di una biobanca, perché è importante sostenere questi progetti, saranno assolutamente benvenuti. La nostra regione ha un record nazionale, quello di donatori di sangue di età compresa tra i 18 e i 25 anni. A sottolinearlo è stato il presidente di AFDS, Roberto Flora, che è intervenuto ieri nella puntata di Screenshot e presentato l'assemblea che si terrà domenica a Gemona e che dalle 9 sarà trasmessa in diretta da Telefriuli. È un ritorno alla normalità dopo le restrizioni della pandemia per i donatori di sangue che domenica 18 si ritroveranno a Gemona per la consegna delle benemerenze a chi ha superato le 50 donazioni. Oltre 400 i premiati. La cerimonia verrà trasmessa in diretta da Telefriuli. A fare il punto sulla situazione sarà il presidente provinciale dell'associazione AFDS, Roberto Flora, che incentrerà il suo discorso sul ricambio generazionale, sulla necessità ovvero di costruire il futuro grazie ai giovani. Per ora la risposta è molto buona. Il Friuli Venezia Giulia vanta il primato a livello nazionale. La percentuale dei giovani donatori sulla popolazione si aggira sul 5%. Nella classifica la nostra regione sopravanza Emilia Romagna, Veneto, Sicilia, Basilicata e Sardegna. Siamo ancora a livelli alti, ai primi livelli, sul numero dei giovani 18-28 anni che entrano a far parte dell'associazione e donano. Quindi è una regione piccola, però una regione che veramente è molto tenace, va avanti, è la quarta generazione di donatori e continua questa cultura del dono anche con i giovani, con le scuole. È fondamentale. Friuli Venezia Giulia addirittura un balzo in avanti rispetto a Emilia Romagna, Veneto, Sicilia, Basilicata e Sardegna. A cosa si deve tutto questo? Si deve a questa cultura del dono, a questo trasferire le informazioni in maniera corretta, informare bene i giovani, perché i giovani sono molto attenti, non sono solo attenti all'ambiente, a tante situazioni che li riguardano, ma anche al bene comune. Torneranno nuovamente operativi da lunedì prossimo 19 settembre l'hospice e la residenza sanitaria assistita di Latisana. La funzione di hospice, che conterrà su 7 posti letto, come annunciato dal vicepresidente della regione Riccardi, sarà nuovamente accolta negli spazi che erano stati a questa originariamente destinati al quinto piano nella parte nuova del presidio ospedaliero di Latisana. La RSA invece garantirà la piena operatività con 20 posti letto e dopo 3 settimane si conclude così l'accorpamento dei servizi, un percorso che si è reso necessario per motivi organizzativi, riportando l'attività territoriale a pieni volumi.
Oggi in regione sono stati rilevati 559 nuovi casi Covid, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 210 quelle accolte in altri reparti, lo rende noto la Direzione Centrale Salute. Nel bollettino quotidiano si sono registrati 3 decessi, tutti in provincia di Udine. Sale al 30% contro il 24% dello scorso anno il numero di uomini che ricorrono allo sportello d'ascolto anti-mobbing di Udine. Nella maggior parte dei casi hanno subito umiliazioni sul posto di lavoro e nel 92% dei casi hanno un contratto a tempo indeterminato. Sono 235 le persone che nei primi 6 mesi del 2022 si sono rivolte al punto d'ascolto anti-mobbing di Udine, strumento messo a disposizione gratuitamente dalla Regione per cittadini in difficoltà in ambito lavorativo. Dallo scorso anno lo sportello è riuscito a risolvere il problema di 140 persone che sono al 70% donne e 30% uomini percentuale, quest'ultima aumentata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Rispetto al passato sono cambiate le situazioni di criticità. Il rientro dal congedo parentale o da una malattia prolungata sono la prima causa di disagio. La criticità nasce dal momento in cui c'è un congedo parentale, dal momento in cui c'è un'assenza per malattia. Pensiamo soltanto al periodo Covid, una persona che resta positiva per molto tempo, per esempio, in questo caso viene marginalizzata quando rientra sul posto di lavoro, svuotata delle attività, tutto quello che succedeva nella maternità. Ma quale assistenza offre lo sportello, la cui principale prerogativa è mantenere l'anonimato delle persone che vi si rivolgono? La nostra consulenza offre uno spazio proprio di chiarificazione, di orientamento, poi se c'è bisogno di affrontare dei percorsi di psicoterapia più a lungo raggio, le persone vengono orientate verso un servizio all'esterno. Mentre 40.000 imprese sono a rischio fallimento e 20 miliardi di crediti bloccati, c'è il problema anche di chi, dopo aver prestato acconti e caparre per la propria casa, nell'ambito del bonus del 110%, potrebbe non vedere costruita la propria abitazione, ma consumatori attivi, dice, se l'impresa è inadempiente, la stessa deve restituire il doppio della caparra. 6 mesi fa il 110% era visto come un'opportunità per costruire la casa dei sogni, investendo poco, oramai per molti è il motivo per non dormire. Motivo? Il blocco dei crediti da una parte con relativi acconti o caparre versate, dall'altra le aziende che di fatto sono in difficoltà per i materiali che non ci sono. Preoccupazioni che vengono confermate dalla Presidente dei Consumatori Attivi Barbara Puschiasis. Stanno arrivando tantissime lettere ai consumatori che hanno sottoscritto contratti ancora nel 2020 o 2021 per l'esecuzione di questi contratti, dove le imprese stanno comunicando di non poter adempiere, quindi di trovarsi nelle condizioni di non poter effettuare i lavori. Purtroppo ci troviamo anche a ridosso della scadenza per ultimare questi lavori, ricordiamo il 30 settembre per il primo 30% per le unifamiliari e il 31 di dicembre invece per la conclusione di questi lavori. E a proposito di caparre versate, il quadro è a tinte fosche, ma c'è qualche speranza. Anche se il contratto non trova soluzione e resta il diritto da parte del cittadino di riavere i soldi indietro già versati per un lavoro non fatto. Se si tratta di un acconto, quindi di un anticipo, ha diritto alla restituzione dell'acconto, quindi della somma versata a suo tempo. Se invece si tratta di una caparra, nel caso di inadempimento da parte dell'impresa, il consumatore ha diritto alla restituzione del doppio della caparra. E il caro energia continua a farsi sentire nello stabilimento della Eurolls di Villa Santina, industria metalmeccanica. La bolletta energetica di agosto ha segnato un più 170.000 euro rispetto al mese di luglio, un salasso che ha toccato i 253.000 euro totali in fattura a parità di consumi, con un costo di 60 centesimi kilowattora. Preoccupati i vertici dell'azienda, che ha anche sedi all'estero e conta su 150 dipendenti, un fatturato da
60 milioni di euro l'anno. L'amministratore Renato Reils rivolge un appello al Presidente della Regione Federica e al Governo affinché la politica ponga rimedio e dice: quello che stiamo vivendo è una situazione davvero insostenibile che non ci permette di investire più in Italia. E questa sera uno sguardo alle nuove energie, dall'idrogeno al nucleare nel pieno della crisi legata al gas. Sarà proposto dalla trasmissione Economy FVG a partire dalle 21 con l'ex ministro dell'Ambiente Corrado Clini, l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, il presidente del Consorzio Energia Friuli Marco Bruseschi e il vicepresidente del COEM Graziano Tilatti. E ora andiamo a Pordenone, perché Pordenone Legge desta le ire del sindaco Ciriani, che critica i contenuti espressi ieri durante l'inaugurazione e dice un errore organizzativo che non deve ricapitare. Pordenone Legge si è abbattuta una vera e propria bufera. Ieri sera, in un post su Facebook, il sindaco Alessandro Ciriani ha pubblicato un post molto critico sull'inaugurazione della manifestazione culturale della sua città. Pordenone Legge è un patrimonio della città, è un'iniziativa meravigliosa, è una macchina preziosa che va conservata, ma l'inaugurazione è il momento più importante, non si aspetta una lectio magistralis. Invece il tema era Europa, non è stato minimamente trattato da due scrittrici, una italiana e una della Repubblica Ceca, le quali invece si sono sperticate in una sorta di comiziaccio scadente, dai contenuti bassissimi. Quell'iniziativa sarebbe stata assolutamente apprezzata, uno dei tanti tendoni che disseminano la città e che ospitano la Kermesse, non sicuramente per la serata inaugurale. Uno scivolone, dice Ciriani, un errore organizzativo che non deve più accadere. Quando si fa l'inaugurazione bisognerebbe portare un pensiero, un principio che unisce e non invece parlare di cancel culture, la demonizzazione dell'uomo, della supremazia dell'uomo etero bianco e altre amenità che francamente non hanno disgustato solo il sottoscritto, ma anche decine di altri spettatori che se ne sono usciti. Il sindaco non può sempre accettare supinamente, perché noi siamo partner per la legge, deve anche ogni tanto rimarcare quelli che sono stati degli errori organizzativi che nel prossimo futuro secondo me non ci devono essere più. Non è la prima inaugurazione a destare polemiche. 15 anni fa un'altra bufera investì la manifestazione quando Aldo Busi si spogliò sul palco fino a restare in mutande. Anche in quell'occasione molti si alzarono e se ne andarono dal vero. E sulla manifestazione abbiamo sentito i cittadini di Pordenone, sentiamo le loro impressioni. Cosa ne pensa di questa edizione di Pordenone Legge? Pordenone Legge è una manifestazione liberale abbastanza importante, perché io vengo qua quasi tutti gli anni a vedere che sono ben organizzati e c'è un clima, diciamo così, di festa che ci vuole, soprattutto dopo che siamo stati due anni rinchiusi con la pandemia. Mi fa piacere che nuovamente stiamo ritornando, diciamo, a una vita normale. È la più bella manifestazione che Pordenone faccia. E so che ci sono dei paesi un po' gelosi di questo. Ma si sarebbe aspettato qualcosa di diverso quest'anno rispetto al solito? Ho trovato qualcosa di diverso. Quest'anno l'edizione di Pordenone Legge ha il suo perché. C'è da venire a vedere un attimo questa manifestazione che come ogni anno riempie la città, non solo di ragazzi ma anche di tutta la provincia. Va tutto bene quest'anno, dai, non ci possiamo lamentare. Noi al principio ci lamentiamo sempre, ma quest'anno posso dire che è organizzato bene. Si aspettava qualche novità in più? No, nessuna. Ci sono degli autori molto importanti che propongono i loro libri, ti spiegano, ti raccontano il proprio libro e tutto, e oggi però abbiamo visto dei libri un po' non proprio dei classici, dei romanzi, delle commedie, e comunque molto interessanti tutte quante, sì, degli autori che anche importanti, che non si vedono tutti i giorni, diciamo. La sovrintendenza boccia nuovamente il restauro della scultura della Statua della Giustizia di Piazza Libertà. Vediamo perché. È una storia senza fine il restauro della Statua della Giustizia di Piazza Libertà. Oggi il Comune di Udine ha depositato un ulteriore ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro la soprintendenza, che ha bocciato nuovamente la metodologia dell'intervento, ossia la doratura di quelle che dovrebbero essere le parti metalliche della scultura. Noi abbiamo prodotto un documento storico del 1600 in cui si parla proprio che l'amministrazione comunale sostiene un onere, una spesa per la doratura della statua, quindi vorremmo ripristinare qualcosa che storicamente esisteva. Di questa idea non è d'accordo la sovrintendenza, adesso vediamo cosa dicono i giudici amministrativi di Trieste.
Ma quali sono le nuove motivazioni addotte dalla soprintendenza per bloccare ancora i lavori? C'era già stato un ricorso che avevamo vinto, però la sovrintendenza ha ulteriormente negato in pratica la possibilità di fare questo lavoro. La sovrintendenza questa volta ha detto che quando c'è stato fatto un restauro una decina di anni fa non sono state trovate tracce di doratura. Probabilmente dal 1600 al 2000 e qualcosa le cose magari non ci sono più, vengono così disperse, usurate. Il Casal di Versutta di Casarsa di Pasoliniana Memoria è al centro di una sentenza del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato mette fine alla diatriba giudiziaria sul pasoliniano Casal di Versutta, in comune di Casarsa. I massimi giudici amministrativi hanno confermato la decisione del TAR del Friuli Venezia Giulia. La tutela diretta non può andare oltre i 5 metri dallo storico edificio. La vicenda risale al 2019, quando il Ministero dei Beni Culturali dichiarò l'immobile dove Pierpaolo Pasolini e la madre Susanna Colussi allestirono una scuola di fortuna e luogo di ritrovo dei soci dell'Accademiuta di Lenga Furlana di interesse culturale. Inizialmente la tutela riguardava i 5 metri attorno all'edificio, poi però, per semplificare il procedimento, era stata estesa a tutta la particella catastale di cui il Casal è parte. Contro tale decisione il proprietario del terreno era ricorso al TAR, che gli aveva dato ragione. Ministero e Soprintendenza regionale si sono così appellati al Consiglio di Stato, che ha riaffermato le decisioni dei giudici regionali. Il Ministero avrebbe dovuto interessare proprietà e comune per frazionare la particella e individuare l'area da tutelare. Da domani a Tolmezzo la 26esima edizione della Festa della Mela, che sabato mattina dalle 11:15 sarà raccontata anche da Telefriuli in una puntata speciale del Campanile. Torna domani la Festa della Mela di Tolmezzo alla sua 26esima edizione. La città si vestirà a festa per questa occasione, un'edizione che si svolgerà all'insegna della tradizione ma che ospiterà anche alcune novità. La tradizionale festa dedicata alla mela si suddivide con stand enogastronomici, animazione lungo le vie del centro dalle 10 alle 19, ma ci sarà anche la mostra mercato. Nel corso della manifestazione convegni, show cooking, gastronomia e tanti intrattenimenti lungo le vie del centro. Fulcro della festa sarà l'ampio tendone posizionato in piazza 20 settembre, la Pomis Arena, dove si alterneranno presentazioni, degustazioni, show cooking, previsti pure laboratori per bambini, intrattenimenti a cura di Fanny Center Academy, Azzurra Dance, test di analisi sensoriale, spazi di gioco per i più piccoli, perfino una dimostrazione di rugby in piazza 20 settembre. Non mancherà la musica con il concerto della Mela e occasioni di divertimento con la novità degli scacchi giganti in piazza Domenico da Tolmezzo. E proprio dalla Pomis Arena, sabato dalle 11:15, Telefriuli sarà in diretta per una puntata del Campanile dedicata alla tradizionale festa e alle peculiarità del territorio carnico. 10 giornate di squalifica a un calciatore dilettante per insulti sessisti a un arbitro donna. Ne parliamo tra poco a Sport FVG con l'appello anche del presidente della Federcalcio regionale Canciani di evitare violenze verbali nei confronti degli arbitri. Parleremo anche di Udinese con buone notizie in difesa e di basket in vista del derby in Supercoppa di sabato. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e una buona serata. Arrivederci.